tengo a precisare che Deo non sei una persona pignola. 3 anni fa ho prantato una cedra bianca, si commenti che mi era scomoda da deve lavorare su questa terra, mi aveva questa idea. Di dopo fatto bene a noi, a questa terrazza, e dopo fatto su sta verde. Non è che essere vignolo, non è che ho le cicassi un solo. Questo stavedo è lungo 4 metri su, è largo 2 metri su, porta 4.453 follas, porterà 260 droni di ascia, ogni drone pesa mezzo chilo, poi 260 avanti 130 kg di ascia. Ogni drone porta 50 pipionsi, poi 260 avanti 13.000 pipionsi. Senza decontare su scricchilloni che appunti 45, ogni scricchillone porta 20 pipionsi per 45 avanti 900. Totali 900 pipionsi per uso 13.000, avanti 13.900 pipionsi. Ogni pipione porta 2 spisi su, poco, 13.900 su, avanti 27.800 spisi. Amico mio sono mantenuto, ma Antonio, ma tu, come ti fai a portare a maturazione tutto questo? E dopo risposto, faccio sul deserbo biologico, 10 litri di acqua caliente, 2 kg di sale, mezzo litro di acero, pongio tutto in questo arrocciatore, lo spruzzo a sua serbicetta fresca che da si cade. Faccio la potatura verde, dopo di poco sulla rame dessa concimaia che ha prevalentemente pure stallatico, usato l'esanai testo stallatico, su stallatico e udipo della rame del boi, uno dei più completi di elementi nutritivi. Esempio, azoto, fosforo, potassio, carbonio rame e altri elementi nutritivi. Pico sulla rame, ci rivolge sotto samata, la misturo con sarella, rivolge s'acqua scioglie sulla rame boga con sul ciceto scuro, ci entra in questa terra e si trasforma in ioni. Si commenti che s'ammatta golosa degli ioni, si riesce ad assorbirli, ma piano. Gli ioni tengono questa forza e questa potenza di allungare, ingrussare e ingrucciare. S'ammatta e spivionsi naturalmente. Non vi ora che arrivò su 15 ottobre, che pure tesauro, stava fatto bene, no. Prima mi dispiviru chi li cede papassa, poi dico ferro di podare. Zego sasci, ce lo dette entre scadino ce lo spira in Samoa, giro sta manovella, spiviamo schiacciato c'erano dentro Segovia. Preparo bello un mazzo di sparagina sicara, giù a intro di Segoveria in direzione del suo stampo e devo di filtro. Si commenti che sascia bianca si usa questo metodo fatte cracao, piccolo su 3 voci dell'inna, di spillo un vaghetto di questo spivionetto schiacciato, c'è lo spongio a intro cadino, che fra 10 decimi mi faccio 600. Gli arrivò sul momento di scoppare. Pico de calido, su avere un sacetto indicava sul musto. Pico senazza, da monte saprenza, tra saprenza dura, sul musto di prima mi faccio 90 litri di piumbello. Pico tutto c'è dentro sul cupone. Però, si commenti che a me non mi piace da scappare nuda, pico senazza, da monte a intersagoveria, da aggiungo 7 litri di acqua caliente. Da faccio fermentare 2 mesi da notte, poi pico su decalito. Avere un sachet e indicava questa acquarella trulla. Pico senazza, da ogni saprenza, tra saprenza dura e questa acquarella trulla mi fatto 9 litri di pericciò, quindi 90 litri di piumbello, 9 litri di pericciò, mi faccio 99 litri di bevanda che dentro tutto sanno. Ma è tannavo tutto sanno, non mi basta, mi tocca da pensare sul re quando passa a missa, alza sul calice, si domanda in bocca e si indibuffa dopo un conetto di questo piumbello. Pica esempio, un conetto a pranzo, un conetto a cenare e spero che mi basta per 365 giorni. Però c'è un problema. A me mi piace s'acqua trenti. Mi sei arrecorato che nonno mi era segnato come ti da fare. Mi ha dato nevoretto mio. Poi fai s'acqua trenti ci monti tanti modi. All'ambico, a pigiare e a bottiglia. Nonno ti spiega la bottiglia. Pica sto bottiglione di birra, dieta sta subito, non tu prendi sa cucca, ti muovi su tu bicello detto serpentina e fai questo succetto imbriaco. Ma nonno, ma te chi è questo succetto imbriaco? Nonno ti spiegala. Pica sta sapruppa su mano,
da fare a pimpirino, di volte su scette, di volte su bim, e fatto si impasto. Piga si impasto. Tu muovi, a gira questa serpentina e tu sta su stampa e su bottiglione. Piga sta su bottiglione, da cruzza sta assaggia minera, c'è un rocca si mette su ciniscio. Allusti su fuoco, poca sa vampa calente su un birdo calente su bio comincia a buddi, comincia a vaporizzare, ci entra questo tubicetto tipo serpentina e piano piano, goccia a goccia, c'è dentro il prato, ecco fatta sta corrente, e sa galera pure, e tanto è proibita da fare. A proposito di corrente o grappa, mi sono ricordato che stanno passavo, mi sono comprato bottiglia di grappa sul supermercato. Là, po' caso, sta busciacca a destra, porto da certo, po' caso, sta busciacca a sinistra, porto a bottiglietta. Poi giù tutta su questa mesedda, mi setto sul banchetto e mi detto che dedo. E da buffo, a sta salute mia e di tutte le persone che mi hanno bene. Ciao!